Festival di Seneghe per me è un appuntamento della vita, nel senso che lo seguo da tantissimi anni, sia come pubblico che come partecipante, o perché ho presentato poesie mie o perché ho presentato poeti. In questa edizione che sono Ida Travi e Maria Giorgia Ulvar e Alba Donati, 3 poesie molto diverse, 3 voci molto diverse, 3 sguardi sul mondo molto diversi, che però hanno questa volontà di indagare il mondo attraverso questa parola originaria, questo mistero che è l'uscita dal silenzio. Richiama questo anche l'idea del festival, secondo me, che toglie dall'oblio la periferia, rende la comunità il centro di un modo di stare nel reale più vitale, in cui non si è familiari di sangue, ma si è con di qualcosa. Mantenere viva, ecco, l'identità, che è in mutamento come lo è il nostro mondo, credo che sia da ispirazione per far germogliare ovunque un modo diverso di essere con gli altri.